aver mai pensato che avrei dovuto chiudere questa fabbrica. Stiamo perdendo il lavoro, stiamo chiudendo, però veniamo qua a lavorare e in giro sentiamo tante ditte che stanno chiudendo, ma non possiamo farci niente, perciò che dobbiamo farci? Moralmente sono a terra. Devo ricominciare da capo e non credo che sia facile anche a 59 anni ricominciare ancora da capo. Tutto fermo. Tutto fermo, questo è l'ambiente quando si è in orario ridotto. Purtroppo è un po' triste vedere macchine ferme, non sentire il rumore dei macchinari. Queste sono alcune testimonianze di un mercato del lavoro ticinese in difficoltà che abbiamo cercato di fotografare nelle ultime settimane. I segnali sono preoccupanti. Abbiamo sempre sperato di poter superare la situazione e riuscire a entrare in una situazione positiva, ma purtroppo abbiamo visto che non è possibile. Non è che abbiamo visto ieri la situazione e abbiamo deciso domani di chiudere la fabbrica. Ci abbiamo lavorato su cercando delle soluzioni per 3 o 4 anni. Tra poche settimane in questa azienda la produzione si fermerà definitivamente. Siamo alla Mubea di Bedano. Qui si stanno producendo gli ultimi pezzi di molle per valvole di automobili a combustione. Poi, alla fine di luglio, si chiuderà. C'è poca voglia di parlare. L'amministratore delegato dell'azienda, Pier Giorgio Giuliani, ci concede comunque un'intervista. Questo qua è il prodotto che viene fatto qua in fabbrica molle, la molla valvola. Va nel motore, sopra la valvola dei motori a combustione. Bedano ha una storia molto interessante. Fine anni 60, inizio anni 70, la Fiat aveva paura che se questa fabbrichetta che faceva le molle valvole per tutto il gruppo avesse fatto sciopero, si bloccava tutta la produzione del gruppo. È per quello che ha deciso di portare la produzione delle molle valvole in Svizzera, dove non si facevano scioperi. Fino a pochi mesi fa qui lavoravano oltre 70 persone. Ci viene chiesto, visto il momento delicato, di non filmare la poca attività ancora in corso. Molti macchinari sono già imballati per essere spediti in altri siti produttivi. La causa principale che ha spinto a chiudere la fabbrica in Ticino è il forte calo del mercato delle molle valvole. Purtroppo le molle valvole si usano solo per i motori a combustione, ecco, con i motori elettrici si perde il mercato. Un mercato che si riduce e tanta concorrenza. Mubea Fabbrica Molle è una delle società del gruppo industriale germanico attivo nel settore dell'automobile e dell'aviazione. Il gruppo ha un fatturato di 3 miliardi di franchi all'anno e nel mondo impiega circa 17.000 dipendenti. Continuerà a produrre molle per valvole in altri stabilimenti all'estero già esistenti, dove i costi sono inferiori. Per la fabbrica di Bedano non ci sarà nessuna riconversione. Noi abbiamo anche esaminato delle probabilità di avere dei prodotti alternativi, però diciamo il problema che c'è è che la Mubea ha sovracapacità anche in altri prodotti. In Svizzera i costi sono generalmente anche più alti, per quello che non abbiamo intraveduto una possibilità di poter portare un prodotto alternativo. Un tempo era più facile farsi riconoscere i rincari, o meno in parte. Adesso questo è diventato molto difficile, quasi impossibile, perché il cliente guarda qual è il prezzo in livello mondiale e non al prezzo che copre i tuoi costi. Quello che facciamo qua lo facciamo poi in Polonia, perché là abbiamo delle sovracapacità produttive anche là. Non aver mai pensato che avrei dovuto chiudere questa fabbrica. Il cuore è sempre che il personale trovi una soluzione. Questa è la cosa più importante per me. Mubea chiuderà dopo 50 anni di attività.
Attualmente a Bedano stanno lavorando ancora circa 30 persone. Come detto, non c'è voglia di parlare. Dopo diversi tentativi riusciamo a raccogliere le parole di uno degli ultimi dipendenti rimasti. E che dobbiamo farci? Rimpiange. Dispiace più che altro per i colleghi più anziani che dopo 30 anni e magari di più non ce l'hanno fatta arrivare alla fine. Io ne ho 40, mi rimbocco le maniche e proverò a fare altro. Gli ultimi giorni come li state vivendo? Veniamo qua perché dobbiamo arrivare all'ultimo. I sentimenti sono questi, che voglia di avere dopo quasi un anno che ci portiamo addosso questo stress. E in giro sentiamo tante ditte che stanno chiudendo, perciò questo è il mondo del lavoro, secondo me non bisogna pensarci più di tanto. Non possiamo farci niente, perciò che dobbiamo farci. Si taglia e si chiude non solo a Bedano, ma anche a Bioggio nel settore farmaceutico. Ad annunciare la chiusura dell'attività per fine agosto è anche la Bioggio Pharma Manufacture. Anche in questo caso circa un'ottantina i licenziamenti. La causa sarebbe la perdita di un contratto di produzione con un cliente importante. E si taglia anche nel settore della moda. Dopo l'annunciato disimpegno della Luxury Goods International, licenziamenti sono stati annunciati anche da altri gruppi, in particolare nel Mendrisiotto. Sono stato assunto l'autunno scorso e ho lavorato un poco meno di un anno. All'inizio dell'anno abbiamo ricevuto un messaggio video dall'amministratore delegato in cui ci diceva che i nostri dirigenti sarebbero stati licenziati e che si sarebbe creato un nuovo team che avrebbe poi selezionato le persone da tenere, quelle da licenziare o quelle alle quali sarebbe stato cambiato il ruolo all'interno dell'azienda. È il 22 maggio. All'Hotel Coronado di Mendrisio arrivano alla spicciolata alcuni dipendenti di VF International, ai quali è stato comunicato il licenziamento. Sono qui per una riunione informativa con i sindacati. Prima arrivano i lavoratori residenti e poi quelli frontalieri. Tra di loro troviamo un senior designer che vuole rimanere anonimo. In questi 4 mesi abbiamo vissuto nell'incertezza sotto tantissimo stress, praticamente come in una pentola a pressione. La cosa più difficile è stata che noi da gennaio fino ad aprile non sapevamo se saremmo stati licenziati, tenuti o se ci avrebbero cambiato ruolo. In totale sono 52 licenziamenti a causa della riorganizzazione del gruppo americano attivo a Stabio nel settore della moda. Un numero inferiore rispetto agli oltre 70 tagli annunciati a inizio anno. Ad alcuni collaboratori è stato infatti proposto un reintegro in un altro ruolo. Per gli altri rimane il piano sociale. L'azienda ci ha trattato un po' come dei pezzi di Lego interscambiabili. Non è che da un giorno all'altro una persona può essere presa e spostata in un altro contesto. Sono contento del piano sociale, è uno generoso, però io volevo lavorare. Io non mi aspettavo di stare così poco in questa azienda, avevo anche rinunciato ad altre offerte di lavoro per lavorare a VF. VF International precisa che i tagli corrispondono a circa il 5% dei 1.100 dipendenti occupati a Stabio. Per il gruppo, che si limita ad esprimersi attraverso un comunicato, la riorganizzazione non mette in discussione la presenza dell'azienda a Stabio, che continuerà a portare avanti i progetti quali la costruzione di un nuovo stabile, nonché ad assumere. Si aggiunge che ad oggi sono attualmente aperte circa 60 posizioni di lavoro presso la sede di Stabio. Loro licenziano tante persone e assumono tante persone ogni anno. Tuttora hanno questo atteggiamento, pensano che se licenziano una persona poi questo trova subito un altro lavoro, ma non è il caso. Le condizioni di mercato sono diventate molto molto difficili. Nel futuro lo vedo molto molto difficile, penso che dovrò proprio cambiare carriera probabilmente. Saltano altri posti di lavoro nel settore della moda nel Mendrisiotto, 90 lavoratori alla Consitex sono a rischio.
E proprio in questi giorni stanno diventando effettive le misure di riorganizzazione per un'ottantina di dipendenti della Consitex di Mendrisio, azienda che appartiene al gruppo Zegna. La nuova organizzazione della struttura produttiva prevede che le attività del reparto taglio vengano concentrate nell'impianto di Oleggio, in provincia di Novara. Ciò avviene, si dice in un comunicato dell'azienda che non rilascia interviste, a causa del continuo aumento del salario minimo in Ticino e dell'attuale tasso di cambio del franco svizzero. Consitex precisa che continuerà a svolgere in Ticino tutte le fasi di lavorazione dei propri prodotti ad alto valore aggiunto. Per i dipendenti toccati dal licenziamento è stato messo in atto un piano sociale. Ad alcuni di loro è stata offerta una ricollocazione ad Oleggio. A preoccupare i sindacati è soprattutto la situazione complessiva. Quelli citati sono infatti soltanto una parte dei numerosi tagli avvenuti in Ticino che riguardano tutti i settori di attività. La situazione è drammaticamente preoccupante. In 17 anni di lavoro penso che negli ultimi 3 mesi abbia trattato più licenziamenti collettivi in un breve periodo rispetto a tutta la mia carriera lavorativa. Indicativamente possiamo pensare che siano toccate da queste misure circa 400-500 persone solo ed esclusivamente nel Mendrisiotto. Noi siamo molto preoccupati perché questa emorragia non sembra avere fine, perché quasi settimanalmente arriva una comunicazione di qualche nuova procedura di questo tipo. Una situazione molto sentita nel Mendrisiotto, regione in cui dal 2011 al 2022, ultimi dati a disposizione, aziende e posti di lavoro sono sempre cresciuti. Questo grazie anche alla maggiore facilità di reperire manodopera frontaliera. Bisognerà attendere fino a fine agosto per avere i dati aggiornati e per capire quanto stia accadendo realmente nella regione e in tutto il Ticino. Il problema grosso è proprio questo, perché magari rispetto al passato, questa volta non esiste un comune denominatore che riesca a dare una spiegazione logica per la quale tutte queste aziende siano dovute andare a fare dei licenziamenti collettivi. Andiamo dalle riorganizzazioni aziendali, andiamo da problemi di carattere economico, a mancanza di entrata ordini, a cambiamento di strategia da parte dei fondi proprietari di alcune aziende, quindi sono tutte delle logiche di mercato, una diversa dall'altra. Licenziamenti collettivi, ma anche tagli più contenuti e diffusi. Questa qua è l'azienda dove ho lavorato fino al 28 aprile. Una volta era la Precicas, la famosa Precicas del mitico Franz Bernasconi. E adesso sono a casa con lo stipendio fino alla fine di luglio e sono stato lasciato a casa a 59 anni. Siamo a Novazzano. Mario Bianchi è una delle persone licenziate dalla GF Casting Solution. Un tempo questa azienda si chiamava Precicast, prima che nel 2018 venisse acquistata dalla Georg Fischer. Il gruppo a fine aprile ha dato la disdetta del contratto di lavoro a oltre una ventina di persone nelle aziende con sede in Ticino. Mi hanno chiamato in ufficio, mi hanno consegnato questa lettera e mi hanno detto di andare a casa. Vado pure a casa. E sono andato a casa. Io lavoro lì da 27 anni. Come azienda c'era la Precicast e mi aveva portato dentro il mio papà, che poi mio papà nel 2006 si è ritirato, è andato in pensione. È rimasto 6-7 anni oltre la pensione che il mitico Franz Bernasconi l'ha tenuto lì a lavorare per le sue capacità. Non glielo auguro a nessuno di trovarsi a 59 anni e cercarsi ancora un lavoro per arrivare alla pensione. Non è facile. Allora, questa è la... Sulla lettera di disdetta del contratto di lavoro di Mario non vi sono le motivazioni dell'azienda. Alla commissione del personale la direzione ha giustificato i licenziamenti come un provvedimento nei confronti di persone che, nonostante i richiami, sono risultate non performanti e non idonee al ruolo richiesto. Una comunicazione resa nota sulla bacheca aziendale. Non ho avuto nessun sollecito e nessun richiamo né scritto né verbale. Io il mio lavoro l'ho sempre fatto e penso di averlo fatto anche bene.
moralmente sono a terra. Devo ricominciare da capo e non credo che sia facile anche a 59 anni ricominciare ancora da capo. Al di là dei singoli casi, per i quali non possiamo entrare nel merito, sta di fatto che per una serie di ragioni molte aziende ticinesi stanno vivendo difficoltà e un clima di incertezza, un clima che preoccupa anche l'Associazione Industrie Ticinesi. Si sono moltiplicate negli ultimi 12 mesi le situazioni di difficoltà, in parte sono legate all'andamento congiunturale, in parte invece sono proprio delle situazioni di modifiche strutturali. Quindi siamo preoccupati, il fenomeno non è ancora, non ha ancora preso delle dimensioni eccessive, ma dobbiamo rimanere vigili perché questo potrebbe significare un minore interesse del fare azienda in Ticino, anche se devo dire che le condizioni quadro, prese complessivamente, restano competitive. La nostra lettura è quella di un potenziale pericolo di almeno parziale di deindustrializzazione del territorio, quindi una riduzione della produzione, cosa che secondo noi è un pericolo. Perché? Perché il territorio agli occhi dei decisori aziendali non offre più tutte le condizioni per restare qui, sostanzialmente è questo. E quali sarebbero queste condizioni? Le condizioni possono essere diverse, quindi il costo del lavoro, il costo dell'energia, il fatto che produrre più vicino ai clienti all'estero è più redditizio, quindi dipende da molti fattori. E non mancano le piccole e medie imprese che cercano di stare a galla. Siamo alla Repo SA di Madonna del Piano nel comune di Tresa. In questa fabbrica di precisione si stampano materie plastiche e pezzi necessari ad altre aziende. Matteo Minetti è il direttore di un'azienda di famiglia in cui lavorano 21 persone, quasi tutte provenienti da oltre frontiera. L'azienda ha vissuto un periodo molto duro nel 2023, che sperava di aver superato lo scorso anno. È chiaro che oggi, per quanto restiamo ottimisti e le cose tutto sommato possiamo dire che vadano abbastanza bene, rimane tanta incertezza legata a quello che ci sta succedendo intorno. Stiamo navigando abbastanza a vista. A breve potrebbe anche cambiare la situazione e per questo ci muoviamo un po' sulle uova, ecco. Molti piccoli imprenditori ticinesi sottolineano come la crisi internazionale odierna vada ad aggiungersi a fattori e a condizioni quadro cumulate negli ultimi anni. Abbiamo visto nel 2015 l'abbandono del tasso di cambio fisso, che sembrava che portasse alla fine del mondo, e in qualche modo siamo andati avanti e l'abbiamo superato. Oggi siamo da 2 anni abbondanti sotto alla parità e non è in nessun modo avvertito come un problema, almeno dall'opinione pubblica. C'è stata l'introduzione dei salari minimi, sicuramente delle motivazioni sociali condivisibili per le aziende, si tratta comunque di costi ulteriori. C'è stata la revisione dei bilaterali con l'Italia che porta una maggiore difficoltà nel reperire personale e maggiori costi per farlo. Quindi si sommano tante cose che quando poi c'è un momento di crisi sono tutti fattori che rendono difficile rispondere adeguatamente alla crisi. La Repo ha un fatturato di circa 3 milioni di franchi all'anno. Ha diversificato i suoi prodotti per conquistare più mercato e garantirsi il futuro. Ma se la maggioranza dei clienti rallenta, il futuro diventa incerto. Sono in contatto con tanti imprenditori sia ticinesi che in Italia e sempre più spesso si sente di aziende che hanno pochi ordini, devono rallentare la produzione o stanno incominciando a far smaltire le ferie accumulate per poi nei prossimi mesi cominciare a fare dei ragionamenti, se non cambiano le cose, sull'organico, se è possibile mantenerlo oppure no. Se non cambia questo trend, prima o poi arriverà anche da noi, ecco. Da imprenditore il futuro devo per forza di cose vederlo roseo, se no vorrebbe dire che devo occuparmi d'altro.
il contesto è sicuramente sempre più complicato e la sfida è quotidiana per restare al passo, ecco. Ecco. Tutto fermo. Tutto fermo, questo è l'ambiente quando si è in orario ridotto. Purtroppo è un po' triste vedere macchine ferme, non sentire il rumore dei macchinari, della gente, però è così. Siamo all'Herbicol di Balerna. Luca Romelli è l'amministratore unico di una ditta familiare con 30 dipendenti, attiva da ben 75 anni nell'industria orologiera. L'anno prossimo passerà il testimone a suo figlio. Oggi deve fare i conti con il calo di lavoro di circa il 30%. Non è la prima volta che facciamo l'orario ridotto. Questa volta però devo dire che è forse la più brutta, la più difficile, perché è una combinazione che va oltre quello che è il semplice settore orologiero. Per me c'è tutta questa negatività mondiale, questa voglia di far guerra che fa perdere il piacere, il gusto, per esempio, di prendersi un bel orologio di un certo valore, che è un insieme di bellezza e tecnologia. Lei non ha licenziato nessuno? No. Grazie all'orario ridotto non lascio a casa nessuno. Grazie all'indennità di lavoro ridotto dell'assicurazione contro la disoccupazione, Herbicol dallo scorso settembre sta infatti facendo fronte al calo di attività. Qui si producono rondelle di rubino sintetico per la realizzazione di pietrine di orologi e altri componenti per l'industria orologiera. Nonostante le difficoltà, in alcuni reparti si continua a produrre. Qui si lavora e siamo nella finitura del diametro dei pezzi, e questo reparto è un po' è il nostro fiore all'occhiello, dove garantiamo i 3 mm di tolleranza sui pezzi che produciamo. Qua invece è un reparto che lavora, anche se non è a completo. Facciamo i controlli, dove facciamo i controlli dimensionali, preparazione delle spedizioni e controlli ottici delle pietrine. Herbicol ha un fatturato di circa 4 milioni di franchi all'anno. È una delle 2 ditte in Svizzera rimaste che realizzano questo tipo di prodotto. Ma a causa dei margini ridotti di guadagno sui pezzi, se cala la vendita degli orologi, qui il contraccolpo si avverte subito. I miei clienti ci stanno facendo fatica, più di quanto venga ammesso, ma è una questione di immagine anche necessariamente. Ai grandi marchi non è bello se si dice già questo marchio qua sta soffrendo, quindi quantitativamente sono in calo tutti. Qua spezziamo anche il millesimo della misurazione, visto che abbiamo... Luca Romelli in passato aveva già fatto grandi sforzi per garantire alla sua famiglia di proseguire l'attività. Rimane convinto che la sua ditta abbia ancora un futuro per altre generazioni. Bisogna essere positivi, pensare al positivo, poi dopo l'imprenditore, se c'è positività, è il primo a lottare, a guidare la propria truppa. Nessuno mi può distruggere a me. No. Si lotta, si combatte e si resta positivi. Però bisogna dire ai grandi signori della guerra, ai grandi potenti, smettetela, basta. Siamo stufi, vogliamo vivere, non col terrore,